Un saluto ai nostri amici telespettatori, prima puntata del 2023 di Family, Salute e Benessere. Come ci aveva promesso nell'ultima puntata del 2022, Cristina Schirati, presidente dell'ANFAS Udine del Friuli Venezia Giulia, è ritornata qui nei nostri studi per parlarci questa volta di programmi e di progetti che sono ancora fermi, magari che erano partiti ma sono rimasti un momento fermi nel cassetto. E si tratta quasi esclusivamente di progetti legati al lavoro. Buongiorno, auguri per il 2023. Buon 2023 e a anche tutti. per tutta l'attività dell'ANFAS, e mi pare che ne abbiate parecchia, no, in programma. Tantissima. Sì. Lei giustamente parlava di lavoro, e Diversamente Doc, che è uno dei nostri progetti storici, nato in realtà 12 anni fa con l'azienda agricola Colutta, e l'anno scorso si era aperto uno spiraglio che ci era sembrato di poter realizzare diciamo, l'inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva nel campo agricolo. Allora io vorrei qui spiegare un attimino ai telespettatori, a coloro che ci hanno seguito, a coloro che ci hanno sostenuto, che in realtà quello che l'ANFAS di Udine cercava di fare, cerca tutt'oggi di fare, è quello di trovare lo spazio lavorativo a persone che oggi come oggi non sono considerate lavorativamente capaci. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che le persone con disabilità intellettive del neurosviluppo sono quelle persone che hanno difficoltà di apprendimento e non solo. Ed è evidente che sono coloro per le quali lavorare è la cosa più difficile. E noi volevamo in realtà, come sempre, fare i precursori, aprire una nuova strada e trovare uno spazio lavorativo anche a queste persone che sono considerate di solito persone non in grado di lavorare. Tanto più che la disponibilità delle aziende c'è e quindi bisogna soltanto trovare quel qualcosa che manca per poter proseguire. Infatti noi volevamo farlo in agricoltura ed è quello che abbiamo cominciato a fare. Diciamo che c'era stato chiesto di aprire una cooperativa sociale, solo che in questo momento, dal mio punto di vista, ma non soltanto dal mio, perché noi abbiamo uno staff, abbiamo anche una psicologa che ci segue in questo settore, aprire subito una cooperativa sociale per dei ragazzi che non sappiamo ancora esattamente come riuscire a fare lavorare era un po' prematuro. Allora io qua mi va bene, siamo all'inizio dell'anno, vorrei lanciare l'appello a quelle aziende agricole che hanno voglia con noi di scommettere sul futuro dei nostri ragazzi. Perché un po' è il gatto che si morde la coda, no? Cioè per poter riuscire a essere inseriti, no, nel mondo del lavoro devi avere questa cooperativa, però per fare la cooperativa devi essere in grado di poter lavorare. Infatti, come fai se non riesci prima a fare pratica sul campo? Non solo, ma diciamo pure che la legge 68 e i centri per l'impiego sono stati un flop per quanto riguarda la disabilità intellettiva, perché la disabilità intellettiva richiede un accompagnamento al lavoro, richiede un sostegno psicologico, bisogna preparare l'azienda che ti riceve, bisogna preparare i colleghi, perché affiancare persone con disabilità intellettiva, pensiamo soltanto a persone con autismo, con disturbi dello spettro autistico, non è così semplice, ci vogliono tutta una serie di competenze e l'azienda che ti riceve, i collaboratori dell'azienda, ma anche il personale che tu puoi mandare deve essere preparato, deve essere formato, ed è lì in realtà il nodo centrale, il vulnus della cosa. Ci vorrà tempo, io ci credo, perché abbiamo dimostrato con Giorgio Colutta che questi nostri ragazzi sono in grado di lavorare con i loro tempi. Non possiamo pensare che facciano 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, perché allora non abbiamo capito niente. Questi nostri ragazzi devono poter dare quello che possono dare, ed è lì la grossa scommessa, secondo me. Ma ci arriveremo, io sono sicura che troveremo altri partner e ce la faremo. Ecco perché proprio dovete individuare, no, queste figure mancanti in questo momento che possano essere presenti in azienda. E soprattutto piccole aziende, perché è il lato umano che è importante. Non dobbiamo pensare che una persona con disabilità intellettiva possa essere inserita alla Fiat, e dico un nome a caso. Ci vogliono piccole aziende con poco personale, disponibile, aperto,
Noi abbiamo pensato all'agricoltura perché i tempi dell'agricoltura sono i tempi proprio della vita di tutti i giorni. L'agricoltura non chiede fretta, chiede tempo, chiede spazio e quindi sono sicura che ce la faremo. Poi aria aperta, Aria aperta. ecco, stai all'aperto e quindi Esattamente. E la poi la natura. soluzione. Io ho visto, noi abbiamo fatto dei percorsi formativi già quest'anno proprio collegato al progetto di cui avevo parlato alla fine dell'anno, il progetto sugli orti. Noi avevamo fatto dei percorsi formativi proprio alle persone con disabilità, siamo andati a vedere come si crescono le piantine, come si seminano, come si piantano, cioè avevamo fatto tutto un percorso anche per esempio sulla trasformazione dei prodotti dell'orto, che è interessantissimo perché il mondo agricolo poi ti può aprire a tutta una serie di lavori ulteriori che sono alla loro altezza, alla loro dimensione, che è importantissimo. Abbiamo visto anche nel campo della ristorazione, no? Che si sono aperti anche al di fuori praticamente per esempio, della nostra c'è stato regione. un bellissimo progetto, c'è un papà di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico che ha aperto una pizzeria e ha praticamente inventato tutta la meccanizzazione per permettere a queste persone con disturbo dello spettro autistico di poter lavorare con tutta una serie di accorgimenti, perché per esempio per le persone con disturbi dello spettro autistico i rumori sono un problema, per cui non so, va insonorizzato l'ambiente di lavoro, ma si può fare tutto, basta aver voglia. Senta, e per quanto riguarda l'accessibilità, perché abbiamo detto che accessibilità non è esclusivamente abbattimento delle barriere architettoniche. Assolutamente no, l'accessibilità. Non è solo questo. No, perché questo lo dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 9. L'accessibilità è qualcosa di molto più ampio e avere accesso indubbiamente al mondo che ci circonda, ma anche alla tecnologia, alle informazioni. Siamo qua, io cerco di parlare, non sempre ci riesco in modo chiaro e semplice, e soprattutto per le persone, si parla sempre di abbattimento delle barriere architettoniche perché le persone in carrozzina sono quelle che vediamo, sono quelle che sono più evidentemente disabili. Ricordiamoci però che quasi l'80% delle persone con disabilità sono persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, che sono un po' nascoste perché non è che le vediamo molto, e sono quelle che hanno più problemi di accessibilità. Proviamo a pensare i giornali scritti, quanto siano complicati, tutta la parte sanitaria. Avete mai provato a leggere il bugiardino di una medicina? Io ci ho provato, guardate, è una cosa allucinante. Allora noi come ANFAS, questo a livello nazionale, come ANFAS Udine, noi abbiamo l'unica formatrice nazionale sul linguaggio facile da leggere, che è Francesca Stella, che lavora a questo da 12 anni. Noi realizziamo per esempio in ANFAS Udine documenti e informazioni in formato facile da leggere, easy to read in inglese perché è un progetto europeo, facile da leggere e da capire. E in questo campo abbiamo fatto veramente di tutto. Per esempio noi collaboriamo con Promo Turismo FVG. Abbiamo realizzato per Promo Turismo FVG una guida che si chiama Alpe Adria Trail, oltretutto l'abbiamo realizzata in 3 lingue, cioè in facile da leggere in italiano, in inglese e in tedesco. È stato un lavorone, se avete l'occasione andate sul sito di Promo Turismo FVG, è stato un lavoro splendido ed è una guida non perché l'abbiamo fatta noi, ma veramente ben fatta. Adesso so che Francesca sta collaborando sempre con Promo Turismo FVG a un altro progetto di cui mi sfugge il nome. Ma stiamo collaborando per esempio con il museo di Villa Adriano a Tivoli e stiamo realizzando in linguaggio facile da leggere le descrizioni dei reperti che sono nel museo di Villa Adriano, e sia in facile da leggere in italiano che in facile da leggere in inglese. Ma abbiamo realizzato tantissime altre cose, per esempio quando ancora c'erano le vecchie aziende sanitarie abbiamo realizzato la carta dei servizi dell'azienda sanitaria numero 2 Basso Isontino, che non è uno scherzo perché vi assicuro una carta dei servizi è la cosa più difficile e astratta che ci sia. Mi ricordo che l'abbiamo presentata in azienda sanitaria a Gorizia perché abbiamo lavorato insieme ad ANFAS Gorizia al progetto ed è stato un progetto veramente
eccezionale, ma tanto per dire... E quindi bisogna lavorare sull'accessibilità. Bisogna, Voi state assolutamente, lanciando messaggi in questo senso. assolutamente. Per esempio noi finalmente come ANFAS Udine facciamo parte del PEBA, che è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sì. che però non è soltanto eliminazione delle barriere architettoniche, perché il PEBA, su suggerimento non solo nostro, ma anche delle altre associazioni che si interessano di disabilità intellettiva, abbiamo promosso l'accessibilità per tutti, perché, come dico, le barriere sono innanzitutto culturali e quindi noi dobbiamo abbattere le barriere culturali. D'altra parte dobbiamo pensare che ne trarranno beneficio le persone sempre più anziane, perché il Friuli purtroppo è destinato a vedere un incremento della popolazione anziana, un decremento di quella Come giovane, la se Liguria, continua così. siamo una delle regioni più... Con la più bassa, no? Abbiamo la più bassa natalità, con il più alto sì. numero di Sì. persone anziane, e questo vuol E questo dire... è un sistema anche per prepararsi al futuro. Allora, l'accessibilità cosiddetta cognitiva in realtà serve a tutti. Non vorremmo anche noi, per esempio, dei bugiardini più comprensibili, o non vorremmo anche noi leggere o avere informazioni più semplici? Pensiamo giustamente agli anziani, ma pensiamo anche alle persone straniere. Nei comuni, io avevo proposto al comune di Udine di collaborare insieme, è un lancio, l'avevo lanciato anche l'anno scorso, rilancio per il nuovo comune di Udine quando ci sarà la nuova giunta, il nuovo sindaco, collaboriamo assieme per fare di Udine un comune accessibile a 360 gradi. Io le sfide le lancio sempre. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale. Non posso fare altro che ringraziare Cristina Schirati, che ricordiamo essere presidente di ANFAS Udine e presidente di ANFAS regionale. Quindi sempre molto impegnata, Cristina, la vogliamo vedere sempre così. Sì, sì, lo sarò. Sempre. Grazie. Grazie per essere stata con noi e grazie per averci seguito, e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.